Buonasera e bentornati. Oggi a Dai Reporter Sera parliamo della rete, parliamo di internet, delle opportunità che offre internet, ma anche delle problematiche che può generare. Parleremo in particolare di giovani. Per parlare di giovani, come vedete già alle mie spalle, presenti in studio molti ragazzi, molte famiglie, molti insegnanti, ma andiamo per gradi. Vediamo chi sono gli ospiti con noi questa sera. Allora, grazie ad Elena Donazzan, assessore alla scuola e al lavoro, Regione Veneto. Buonasera, assessore. Buonasera. Buonasera. Professore Ermanno Casene, nostro editore e direttore responsabile. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera. Abbiamo poi Nadia Vidale, dirigente Istituto Severi di Padova. Buonasera. Buonasera, professoressa. Poi con noi Gianfranco Volpin, segretario regionale COISP, ma anche responsabile Polizia Postale di Padova. Buonasera. Autore anche di un libro di cui parleremo sicuramente questa sera, da cui prenderemo spunto, che ha come attenzione i bambini, la tutela dei bambini e il mondo appunto di internet. Grazie, buonasera a voi. Buonasera. Pierluigi Bianchi Cagliesi, giornalista, buonasera. Buonasera. E poi abbiamo l'assessore Alessandra Brunetti, assessore al sociale del Comune di Padova. Buonasera, grazie. Allora, buonasera. Parlando di internet, facciamo un attimo il punto perché poi si parla di digital divide. Assessore, io partirei con lei perché questa sera sono molte le scuole che hanno bisogno di infrastrutture e di mezzi per poter utilizzare poi internet. Io prima di iniziare, scusate, colgo l'occasione per presentare le scuole perché con noi questa sera vi elenco velocemente, poi voi sapete che potete prendere la parola in ogni momento perché i microfoni girano tra il pubblico. Abbiamo l'Istituto Tecnico Severi, il Liceo Scientifico Nievo, l'Istituto Tecnico Calvi, abbiamo il Curiel, Liceo Scientifico, la Scuola Falconetto. Poi abbiamo l'ANIEF che invece è un sindacato e rappresenta gli insegnanti in questo momento di cambiamento importante della scuola. Microfono, microfono. È già acceso? Sì, Grazie. stiamo cercando di diventare rappresentativi, quindi noi siamo nati nel 2008 come coordinamento e in questo momento abbiamo presentato 3.300 liste, 3.300 candidati in tutta Italia e quindi cerchiamo di diventare rappresentativi e quindi indirizzare l'azione legislativa e amministrativa. Grazie. Abbiamo poi la cooperativa Kairos, l'associazione Agora. E poi con noi ospiti questa sera abbiamo il dottor Marco Scarcelli, ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova e sociologo. Buonasera. Buonasera. Abbiamo Miriam Agostini, coordinatrice del Forum Genitori di Padova, per capire anche il ruolo e l'opinione poi dei genitori di fronte alla rete e al mondo di internet. Buonasera, sì. I genitori partecipano, sono parte del problema e anche della soluzione. Giustamente. Ci sentiamo veramente molto a nostro agio in questo tipo di ricerche che vengono fatte. Certo, e sarà importante capire anche le iniziative che poi come rete di genitori portate avanti, anche perché a casa sicuramente tanti genitori ci guarderanno. Sì, sicuramente noi abbiamo moltissime iniziative, le portiamo avanti da anni con dei buoni risultati, specialmente per quanto riguarda la partecipazione dei genitori. Grazie. Abbiamo poi Roberto Vitali della casa editrice I15 che ha Buonasera. contribuito alla realizzazione di questo libro di cui parlavamo prima e sarà un'occasione per capire appunto l'editoria, anche come si muove in questo senso l'importanza dell'informazione e della comunicazione. Certo. Grazie. Allora, Assessore, torno a lei. Ho colto l'occasione per presentare un po' al nostro pubblico che io vorrei questa sera fosse protagonista, in particolare i ragazzi, perché sono loro il centro. Avete fatto benissimo perché in effetti quando parliamo di digital divide parliamo anche di un fenomeno che ormai è onnicomprensivo della nostra società. Si tratta di linguaggio, si tratta di costume, si tratta di infrastrutture, si tratta di nuovi modelli di una società che è stata influenzata e si sta influenzando anche attraverso il tema di come si muove anche una certa criminalità con attraverso questi nuovi strumenti della vita comune di fatto. La scuola, come sempre, è la prima ad intercettare i cambiamenti perché è la prima a dover fare i conti con questi. E quindi proprio all'interno della scuola il tema delle nuove strumentazioni, dei nuovi linguaggi sta avendo un ampio spazio, non solo perché ce ne occupiamo e questa sera so che lo tratteremo anche di qualche fatto di cronaca che poi ci interroga sui grandi cambiamenti attraverso anche così, i messaggi che passano sulla rete, però soprattutto perché è patrimonio comune di questa
stessa generazione. Le generazioni cambiano anche in funzione di quello che è il contesto sociale e oggi si parla di generazione digitale perché hanno un altro approccio, un'altra forma mentis, un altro tipo di reazioni rispetto alle sollecitazioni che vi sono, ed è evidente che la scuola è quella che per prima ne diventa non solo un momento di formazione, quindi poter utilizzare queste strumentazioni per renderle effettive, efficaci e positive nella forma di educazione e nel modello educativo che poi deve consumarsi a scuola, ma perché ne intercetta anche le problematiche e i bisogni. Ecco, sono i due fronti credo che vanno utilizzati, quello della formazione per poter veicolare di più e meglio attraverso i nuovi strumenti il sapere, ma anche quello di intercettare i cambiamenti che i ragazzi ti portano necessariamente come loro vita di quotidianità e che ti interroga su come viene modificato il mondo attraverso anche questi nuovi fenomeni. Professor Casen, da docente universitario che insegna comunicazione appunto in questo senso, il linguaggio deve essere insegnato a scuola perché lo studente possa padroneggiarlo e quindi possa decodificare quello che vede dai mezzi televisivo in digitale, ma anche poi la rete internet attraverso i social media e tutto quello che è il mondo digitale? Questa è una grossa scommessa, perché chi insegna a chi e da dove viene questo insegnamento? Abbiamo una tecnologia che corre più dell'insegnamento e quindi il docente spesso è l'allievo, no? Perché l'allievo spesso si attarda a giocare con i nuovi mezzi e trascura per esempio la classica acquisizione attraverso i libri. E questa fase di transizione che sta succedendo è importantissima perché naturalmente il docente che è cresciuto con un'altra tecnica, con un altro sistema di comunicazione deve rapidamente adattarsi, ma i tempi di adattamento purtroppo spesso succede che sono più rapidi gli allievi ad acquisire le nuove tecnologie piuttosto che chi invece dovrebbe insegnarle. E allora questo è da inventare un nuovo percorso, di andare assieme a scoprire la rete, ma soprattutto una cosa importante che non è tanto la rete è un oggetto, così come è la televisione, è quello che si fa attraverso la rete, come si usa la rete. È come una corda, la corda è assolutamente indifferente, dipende da quello che ne fai. Puoi legare una cosa che è importante e puoi usarla invece come sistema per fare qualcosa di cattivo e di buono. Quindi la stessa cosa è la rete, è come si fa. E quindi le nuove tecnologie portano a considerare tecnologie nuove, nuove etiche, nuove regole, nuovi concetti di come considerare l'approccio con gli altri, che è tutto da inventare. Lo stiamo scoprendo a mano e mano a mano che lo scopriamo cerchiamo di riproporlo con i vecchi criteri della morale, dell'etica comune, e questo è il grosso problema. Quello che dovrebbe fare l'università non è solo quello di codificare l'esistente, che si muove con una rapidità unica, per cui nel momento in cui lo codifica è già cambiato. È come il discorso del computer, compro un computer è già vecchio, no? E l'ho appena comprato nuovo. La stessa cosa vale per la didattica. Allora l'università dovrebbe entrare nel sistema, far proprio il sistema e cercare di capire come utilizzare il sistema. E allora diventa un punto trainante e non è un punto consecutivo al fenomeno. È un punto che dovrebbe essere come impiegare questi mezzi all'interno della scienza e quindi lo scienziato deve impadronirsi dei nuovi sistemi di comunicazione per riuscire a inventare la nuova scienza. Quindi un dialogo anche maggiore con i giovani che poi sono le figure che di per prime... Di conseguenza un dialogo maggiore con i giovani, perché questo è importante, anche perché cambia il rapporto giovani-anziani, perché viene messo sullo stesso piano, così come cambia il rapporto tra sessi. Un grande vantaggio di questa evoluzione ce l'hanno diciamo, le donne, perché acquisiscono una parità nei confronti dell'altro sesso che precedentemente non c'era, perché è più facile, perché non ci sono preclusioni. Quindi sta scoppiando un mondo completamente nuovo, che se vogliamo fare un parallelismo ormai consolidato è la scoperta della stampa,
la scoperta dei caratteri mobili di Gutenberg, quando si passa dal sistema amanuense, quindi il tesoro di avere un libro, la possibilità che tutti possano avere questo libro e quindi la diffusione dell'informazione. La prima rete nasce con la stampa, dove tutto diventa, e la principale editore d'Europa è Venezia a quell'epoca. Sì, certo. Questo è importante e diventa cultura, e non per caso Shakespeare scrive 4 delle più importanti commedie e tragedie sul Veneto, perché questa era la fonte della cultura. Certo. Sentiamo il primo servizio, grazie professore. Alessandria Poggiani, direttore Agenzia per l'Italia Digitale, quindi chi in Italia punta a digitalizzare e ha l'incarico, la responsabilità di digitalizzare anche quelle che è la scuola ma anche la pubblica amministrazione. L'Italia purtroppo sconta ancora un ritardo di diffusione dell'utilizzo di internet. Abbiamo quasi il 35% della popolazione che ancora non utilizza la rete, e nonostante l'importanza che le tecnologie rivestono nella nostra vita quotidiana, moltissime fasce di popolazione non hanno ancora le sufficienti competenze. Questo ha ripercussioni anche sul mondo del lavoro, non si trovano profili professionali adeguati ai nuovi lavori, e quindi le ripercussioni sono sia in termini di crescita delle nostre imprese che in termini di crescita dell'occupazione. Uno degli obiettivi fondamentali dei nuovi piani strategici del governo, crescita digitale e piano nazionale banda ultralarga, è proprio quello di aumentare le competenze, diffondere di più l'utilizzo di internet, anche attraverso un progressivo cambiamento della pubblica amministrazione in senso digitale. Sempre più vogliamo che i servizi della pubblica amministrazione siano fruibili esclusivamente online, in maniera semplice, diretta, comprensibile, conveniente, così come i servizi privati. Questo da una parte aumenterà, speriamo e auspichiamo, l'utilizzo della rete, e dall'altra avvicinerà la pubblica amministrazione in termini di servizio ai cittadini. Ancora di più è importante che il tema sia affrontato rispetto alle competenze dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze in Italia. Il piano Buona Scuola ha ben presente questo tema. Molte sono le iniziative all'interno della Buona Scuola per una maggiore digitalizzazione sia delle infrastrutture scolastiche sia per un'iniezione massiccia di materie computazionali, pensiero computazionale, coding all'interno dei programmi scolastici fin dai primi gradi della scuola dell'obbligo. Su questo stiamo lavorando insieme al Ministero dell'Istruzione per collaborare sia per rendere le aule scolastiche in tutta Italia più funzionali, più contemporanee e più connesse alla rete, sia per utilizzare maggiormente nuovi dispositivi anche a fini didattici, sia appunto per sviluppare sempre di più una didattica più adeguata anche alla formazione dei nuovi lavoratori del 2020. Quindi investimenti importanti per portare al passo, diciamo, la nostra scuola. Nadia Vitale, nella vostra scuola, l'Istituto Severi, gli investimenti in parte si sono fatti, ma c'è una sperimentazione in particolare per delle classi 100% digitali. Come sta andando intanto questa? La sperimentazione sta andando, direi, benissimo. Credo che purtroppo sia una sperimentazione, cioè quello che abbiamo sentito adesso è ancora purtroppo un bellissimo auspicio. Indubbiamente il Ministero in anni recenti ha dato segni di sensibilità rispetto al problema di adeguare dal punto di vista tecnologico le scuole. Abbiamo avuto il piano per le LIM, abbiamo avuto il piano classe 2.0, abbiamo avuto l'anno scorso nel Veneto la didattica multicanale. Purtroppo ciascuno di questi progetti ha risentito di investimenti che per la realizzazione di quanto abbiamo appena sentito lascia ancora molto a desiderare. Sono arrivate 2-3 LIM per scuola, una classe 2.0 per scuola. L'anno scorso noi abbiamo attrezzato La fermo, cos'è una classe 2.0? Per far capire a casa. Il progetto Classi 2.0 prevedeva la fornitura per la classe 2.0 di dispositivi portatili per gli alunni e di una LIM. È così accaduto che molte scuole abbiano potuto partecipare a questo progetto, ma abbiano ricevuto appunto questo, la dotazione per una classe.
è un progetto che viene anche reiterato nel tempo, ma se vogliamo fare un salto in avanti dal punto di vista dell'adeguamento tecnologico, temo che siano gocce nel mare. Noi quest'anno abbiamo appunto questa classe interamente digitale, l'anno prossimo contiamo di riuscire a farne partire ancora 2, ma l'Istituto Severi ha 43 classi. Certo, la fermo e mostriamo un servizio, siamo stati a trovarvi in settimana per capire e mostrare ai telespettatori che cos'è questa classe 2.0. Nel concreto, se la regia è pronta, il servizio sulla scuola Non vedrete la high-tech. 2.0, vedrete la classe digitale. La classe digitale, va benissimo. La nostra scuola è equipaggiata con 4 linee internet, una a disposizione del registro elettronico, un'altra per la classe digitale, le altre 2 per i servizi internet per la consultazione didattica. Per quanto riguarda la rete, abbiamo una rete informatica con circa 400 computer collegati, vari dispositivi collegati. Del registro elettronico, quali vantaggi ha per alunni, docenti e genitori? Beh, per i docenti il fatto di poter accedere ai propri materiali in qualsiasi luogo, anche quindi da casa. Per gli studenti non hanno più alibi nel caso di non diligenza, perché il docente scrive sempre quello che è stato fatto in classe, i compiti da fare per i giorni successivi, gli eventuali date delle verifiche e di interrogazioni. Lo studente quindi può sempre accedere a queste informazioni, quindi anche da casa. Per i genitori, oltre a tutto ciò che riguarda lo studente come materiali e questo tipo di informazioni, anche in tempo reale, avendo una propria credenziale per l'accesso, può sapere dov'è in quel momento il figlio, cioè se è a scuola, il tasso di assenze. Allora, la classe digitale è un tentativo di utilizzare i device, in questo caso mobile device, per cambiare totalmente il modo di fare scuola. Quindi, avendo partecipato a un concorso che poi abbiamo vinto riguardante l'utilizzo di libri non più cartacei, solamente digitali, e il tipo di didattica si chiama multicanale. Lo strumento diventa praticamente la leva che fa incuriosire i ragazzi, utilizzando uno strumento che a loro è più che congeniale, e soprattutto diventa per noi docenti il modo per trovare una didattica diversa, che è basata più sulle loro esigenze, sulle loro capacità di utilizzare questi strumenti, e soprattutto anche il concetto di dover educarli all'utilizzo del web in forma responsabile.